know our Igbo names and their meanings. They know their Igbo names, but they don't know the meaning. So today we are going to know the meaning of their Igbo names. Michael, if I'm talking, you don't talk. When I finish talking, then you talk. Chineke, sit down like a woman. Just comport yourself and sit down. You need to comport yourself. Then we are going to start with the big brother. I'm going to school now with your brother. The big brother will tell us the meaning of his Igbo name. So that we will know the meaning. So he will first of all tell us his Igbo name. Then he will tell us the meaning of his Igbo name. That's what we're about to hear now. So stay tuned and hear from Big brother, over to you. Tell us your Igbo name and the meaning of your Igbo name, because we don't know the meaning. My Igbo name is Chinechere Goodlucky. No. Your Igbo name is Chinechere. Your English name is Good Luck, but we are talking about your Igbo name, not English name. Just say my Igbo name is then. The meaning of it is this. Tell us. They want to know. Tell us your Igbo name and the meaning of your Igbo name. Michael, wait, it's not yet your turn. The meaning of my name Igwe. The meaning of my name is God is thinking for me. Dio pensa per me. In Italiano. In Italiano. The meaning of his name in his Igbo name, which is Chinechere. The meaning is God is thinking. God is thinking for me. Okay. In Italian, can you let our Italian friends know the meaning of your Igbo name? Dio pensa per me. Okay, good. Then now we are going to Michael. Michael, what is your Igbo name? Tell us your Igbo name. Do you know your Igbo name? Yeah. What's your Igbo name? No. My Igbo name is Chikamso. Michael, Baba, sit down. My Igbo name is Chikamso. What is the meaning of Chikamso? Michael, what is the meaning of Chikamso? Yeah. What is the The meaning of Chikamso, you don't know? Yeah. Okay, the meaning of Chikamso is I am following God. I say it. I am following God. I am following God. Or you say God, I follow. I follow. That's the meaning of your Igbo name, Chikamso. Francis, sit down. Michael, do you understand the meaning of your Igbo name? The meaning of your Igbo name is God I follow. God I follow. I am following God. Don't worry, I'll give you your God. I am following God is the meaning. Yes. Gabriel, what is your Igbo name? Tell us your Igbo name and the meaning. Give me that. My Igbo name is Chidera, right? Yes, Are you Chidera? Who is Chidera? Is Bibi. Bibi, you are Chidera. What is the meaning of Chidera? What is the meaning of Chidera? Okay, the meaning of Chidera means listen to me first. When I'm talking, you listen. Michael, I'm not talking to you. I'm talking to Gabriel. Yes. Gabriel, what is the meaning of your name? Chidera. Huh? Do you know the meaning? Yes, I do. Or you tell me if you know the meaning. Okay. The meaning of your Igbo name is once God has written. Or you say it. Once. Gabriel, I'm talking to you. Oh, come, let me carry you. Guys, you see, I have 5 different characters in this house. 5 different behaviors. Onye ọbụla na nke ya. Ndị kwe na ndị ekweghị. All the same, it's well. Sit down.
So I'm coming for you. Gabriel, do you know the meaning of your name? The meaning of your name is once God has written. I say it. Michael. Michael, if you don't keep quiet now, I'll send you out of this place. Once God has written. Once God has written. Or if God has written. That's the meaning of your Igbo name. Because what is written is written. Hence, God has written it. Nobody will write it. So that's the meaning of his Igbo name, Chidera. Once God has written. Okay? Okay, now we go to Chikaima. Oh, yes! Raphael. Oh, yeah, Putaka Raphael phone here. Raphael, what's your Igbo name? Okay. It's Bibi. No, who is Chikaima? It's Raphael. It's Raphael. It's Raphael is Chikaima. Give us the meaning of Chikaima. Oh, yeah, tell us. We want to hear the meaning of Chikaima. I want to marry Chikaima. What's the meaning? What's the meaning of Chikaima? Oh, yeah, sit down. Each other with two. Do you need cane? Like a sit down. Chikaima. Chikaima. What's the meaning of Chikaima? It's Raphael. Stay safe. The meaning of Chikaima is God we know. Sit down. It's God. We know. God we know. Yes, the meaning of Chikaima is it's God we know. Hello. God we know. You got your something. We know God. We know God. Chikaima. Why the moves now? What is all this rubbish? I will slap three of you out of this place. We are talking of Chikaima and you people are distracting other people. What is all this? Are you a baby again? Are you a baby? Raphael, Gabriel, go and sit down. Now. Gabriel, see your chair there. Go and sit down. Gabriel, oh, yeah, sit there. Sit. Be a good boy. Sit. We are talking of Chikaima. God we know. The meaning of Chikaima. Gabriel, sit down, please. Please sit down. Be a good boy. Baby. Baby. Oh, yeah, sit down. Baby, sit down, okay? Be a good boy. Sit down, okay? We are talking of Sit Chikaima. down, okay? God we know. God we know. It's God we know. It's God we know. That's the meaning of Chikaima. Okay, now we are going to Ogwamaka Francis. Okay, Francis, what's your Igbo name? What is your Igbo name? Yes, after Francis, what name? What is your second name? Francis Ogwamaka. Okay, can you tell us the meaning of Ogwamaka? Oh yeah, Gabriel, sit down, please. Sit down, please. Bibi, sit down. Sit down. Be a good boy, sit down. Sit down. Gabriel, sit down. Why do you like to be a troublemaker? Sit down. Sit down. Francis is talking. Francis has to talk. Francis, your Igbo name is Ogwamaka, right? Yes. What's the meaning of Ogwamaka? You want to know? Baba? What's the meaning of Ogwamaka? I will flog you now. Go and sit down there. What's the meaning of Ogwamaka? What is the meaning of Ogwamaka? Your Igbo name is Ogwamaka. We want to know the meaning. My Igbo name is Ogwamaka. Which means Messi is beautiful. Yes, it's Messi. Yes, Messi is beautiful. Yes. So we need to be doing mercy to people Yes. so that God will be blessing us. Mercy is beautiful. That's the meaning of Ogwamaka in
what these children are doing here. They are not even concentrating. I'm just trying to make them concentrate, but it's a bit difficult, but I will try my best. Now, Aya, sit down. My baby, sit down. Our Italian friends, they will be wondering what we are talking about. Yes, and they want to know what we are talking about. Yes, I will explain to them in Italian a bit so that they will understand what we are doing here. Telling them the meaning of their Igbo names. Yes, ma i nostri amici italiani, our Italian friends, they want to know also what we are talking about, because as we are speaking Igbo and the English, many of them don't even understand English. So I have to explain to them also in Italian what we are talking about, so that let them belong now. You know? Okay, I have to go with Italian now. So that they will also understand a bit of what we are discussing, what I was discussing with my kids. Ok, i nostri amici italiani, adesso vi voglio spiegare un pochino, almeno così capite cosa stiamo parlando. Io stavo insegnando ai miei bambini di conoscere il significato del loro secondo nome, perché noi nigeriani, nel nostro paese, quando uno ha nato un bambino o bambina, questo bambino deve avere 2 nomi più cognome. Allora, primo nome deve essere tipo nome santo o nome angeli, e poi il secondo nome deve essere il nome della tua lingua. Come noi siamo Igbo, i miei bambini devono avere nome Igbo. Yes. Ok, io ho 5 bimbi che il loro nome sono Chinecherem, Chikamso, Chidera, Chikaima and Ogwamaka. Questi nomi sono nomi della mia lingua, che si chiama Igbo Names. Allora, primo era Chinecherem, vuol dire good luck. No, il suo primo nome è Good Luck, però il secondo nome è Chinecherem, nome della mia lingua, che vuol dire Dio sta pensando a me. Dio sta pensando a me è il significato del suo secondo nome, che è della mia lingua, sì, perché noi abbiamo 2 lingue in Nigeria. Primo lingua è inglese, poi seconda lingua è madrelingua, quello che parliamo, che diciamo Igbo language. Suo secondo nome è Chinecherem, che vuol dire Dio sta pensando a me, o puoi dire Dio pensa a me, è il significato. E poi il secondo, che si chiama Chikamso. Chikamso è Michael, però deve avere i tuoi nomi, che è Chikamso. Chikamso vuol dire sto seguendo Dio, o diciamo Dio che seguo, o sto seguendo Dio. Quello è il significato del Chikamso. Sì. E poi il terzo è Chidera. Chidera vuol dire una volta che Dio ha scritto. Una volta che Dio ha scritto. O se Dio ha scritto, quando Dio ha scritto, nessuno può riscriverlo, hai capito? Quindi una volta che Dio è scritto, nient'altro. Quindi è il significato del Chidera. Sì.
E poi il quarto, Chikaima. Chikaima è il quarto. Chikaima è Raphael. Suo secondo nome è Chikaima, che vuol dire è Dio che conosco. È Dio che conosco. Perché senza Dio non conosco nessun altro. Dio che conosco. È il significato di Chikaima. Capito? Allora, l'ultimo è Ogwamaka. Ogwamaka è Francis. Allora, Ogwamaka significa la misericordia è bella. La misericordia è bella. È quello il significato. Ogwamaka. Allora, mia lingua Igbo, quando uno è come italiano, perché si legge come si legge italiano. Se uno legge bene Igbo, può anche leggere bene italiano, perché Igbo e italiano si pronunciano uguale. Perché mi ricordo, quando sono venuto in Italia nuovo, io non capisco italiano, però lo leggo bene. Quando io vedo una scrittura in italiano, io lo leggo benissimo, però non capisco nulla. È quello che ho detto, mamma mia, perché uno che sa leggere Igbo, legge italiano benissimo, leggo bene. Però quando uno mi sente leggere in italiano, pensano che io capisco quello che leggo, mentre non capisco nulla. Quindi, non lo so. Però ti dico che la nostra lingua Igbo e italiana somigliano in senso che quando le leggi, per leggere, però per capire è una cosa diversa. Però per leggere, se uno sa leggere così, con quello puoi anche capire a leggere l'altro, perché sono uguali alla lettura, sì. Per capire è diverso, diversissimo. Allora è quello che vorrei dire ai miei amici italiani che mi stanno guardando, che è quello che ho fatto con i bambini, che avete visto che stiamo parlando nella lingua che voi non capite, però vi chiedo scusa che è nostra lingua, dobbiamo impararlo per forza. Non è che quando arriviamo a casa uno ti chiede una domanda, tu apri la bocca, vuol dire che non sei con loro. Quindi per questo che ho detto, almeno devo farli capire il loro secondo nome e il significato, così loro si abituano a pronunciarlo, capito? Quando uno ti chiama senza chiamarti primo nome, ti chiama secondo nome, tu capisci che sei tu che quella persona sta chiamando, hai capito? Non è che sempre Michael, Gabriel, Raphael, Francis, Good Luck. Abbiamo così dimenticato il loro secondo nome. No, non va bene a dimenticarlo, perché nomi bellissimi. Quando senti il significato tu dici wow, che bello nome. Allora vi saluto e vi ringrazio per aver guardato i nostri video. Grazie mille, un bacione a tutti. Onye na-amị aka, ọ ya sị ya ok. Abra-te, eu gosto no que é